creation. Delivery route finalized. Commencing route creation. Delivery. Di non aver acceso il microfono, mo che sto solo io. Oh, mi dimentico sempre tanto che leggerò sto coso. Ok, sì, abbiamo risparmiato un po' di spazio. Allora, vediamo se qui c'è qualche missione. Ok, allora, terminalo. Consegna alle creature mitologiche mummificate. Sendi campioni d'acqua sotterraneo al centro logistico C1, che è proprio quella a valle. Quindi noi di là dobbiamo passare, quindi ce le prendiamo tutte e due queste missioni. Sì, poi dopo ci facciamo il calcolo e tutto. Allora, mettiamo tutto a terra. No, stiamo ad organizzarci così. Allora, facciamo in questo modo qua. Magazzino, allora. Queste cose qua ce le mettiamo nell'armadietto. Allora, metti nello zaino. Bene, tanto ci dobbiamo spostare in moto, non ti preoccupare. Carica questo qua. Sponi un attimino il carico per bene. Ok. Poi tu c'hai anche sono 3 boccioni XL, dobbiamo fare 2 volte. Dobbiamo fare 2 volte. Però un viaggio bello lontano, quindi sono bei punti. Fammi vedere una cosa. Allora, il garage. E al momento io ho solo questo, non c'ho niente per portare oggetti. Vediamo se per caso. No. Sono 3. Se però mi tolgo tutto da dosso,
mi tolgo tutto da dosso, dovrei farcela, quindi mi tengo solo un fucile d'assalto, quindi questo lo posiamo, questo lo posiamo, no, questo ce lo teniamo, posiamo questi due, altre 2 sacche di sangue le posiamo perché dovremmo stare tranquilli, uno di questi ce li teniamo, ok, così stiamo un pochino più tranquilli. Se noi ci mettiamo meglio le cose, riusciamo a prendere pure questa qua. No, ci dobbiamo attrezzare in un altro modo. Allora. No, Sam, tu vai qua. Lo metti sul veicolo. A posto. Uno qua, uno di là. Uno qua. E un altro qua. No, e non ce la fa, dobbiamo toglierci altro. Allora. Ci togliamo pure questo, ci togliamo questo. Ok, a posto. Fatto. Ok, Sam, attento quando esci dietro. Che cazzo, la pioggia giusta adesso. Senti, che ti dico? Nella stanza privata e aspettiamo domani. Sotto la pioggia, sinceramente, non è che ho tanto voglia di andarmi a far rompere tutto dopo tutti i casini fatti per prepararlo. Allora. Oh, buongiorno Sam. No, alzati. Allora, se muccio bello, fai bella doccia. Tutte le tue belle cosine, ti prepari. Non beviamo energy drink o tè perché comunque abbiamo il mezzo, quindi dovremmo andare abbastanza tranquilli. Ci abbiamo sempre ancora i tutorial da fare, le missioni in VR. Ok, 24 cristalli chirali, ok. Dolmen, dici. So, the files say you worked with Amelie to connect everyone in the UCA to the Chiral network. Esatto. But that despite your best efforts, an extinction event known as the Last Stranding seemed destined to kill us all. Meno male che eravamo nel posto giusto al momento giusto, per modo di dire. She single-handedly sealed off the extinction entity's beach, preventing countless BTs from invading our world. Anche and questo in è vero. doing so saved humanity. But why am I telling you this? You were there to witness it all with your own 2 eyes. And you, of all people, must know that humanity can never truly escape extinction. The ultimate goal of Drawbridge's mission is to overcome the Death Stranding. If we succeed, we will be fulfilling Amelie's dying wish. At least that's how I see it. Ok, aspettate un attimo. No, zii, ma noi ieri non abbiamo fatto niente. Perché poi abbiamo parlato con Fabio e abbiamo cillato io e te, quindi io il microfono non l'ho proprio preso. Quindi io sto coso non ce lo posso avere. Posso vedere lo stesso, per carità, ma penso sia abbastanza improbabile. No, vabbè, mi ricevo, ma l'ultima volta quando abbiamo fatto la live, no, mi era ricordato in parte, però c'era pensato proprio ieri, proprio perché ci hanno rilassato. Non ti preoccupare, era solo uno sguardo a così, al limite prima, come ci hanno arrangiato e risolvo io domani mattina, perché cadda stai con maniera. Perché non funzionano i pulsanti quando devono andare? Va bene così. Allora, usciamo.
Ok, allora, bella giornata di sole è un'altra cosa. Allora, vediamo un attimo. Commencing route Da creation. qui ce ne andiamo qui. Da qui ce ne andiamo qui. Da qui noi iniziamo ad andare qui e vediamo com'è la situazione. Allora, missioni secondarie c'erano? Richieste d'aiuto. Eh sì, ci sono. Ok, recupero una mappa delle rovine perdute. Quello metti segnalino. Metti segnalino. Se qua sono molto più lontane. Allora ci dobbiamo rifare un attimo il piano. Commencing route creation. Prendiamo questo. Questo poi andare al centro logistico, quindi noi da qui possiamo semplicemente andare di qua, scendiamo qua e ce ne torniamo qua. Non posso. Ok, va bene, il livello connessione aumentato. Salve a tutti. Allora, questi ce li prendiamo al ritorno, faremo un paio di volte avanti e indietro, ma ci potenziamo già quei rifugi al massimo. Allora, l'antica mappa delle rovine dovrebbe stare qui. Dobbiamo vedere solo se ce la facciamo a portarla. Allora, recupera e sta qui nelle vicinanze. Non è che lo devo fare generare perché si è perso in qualche modo. Magari una delle cose che ho preso prima è di fatti. Ma va a capire dove l'avevamo lasciata. Allora, ma dobbiamo vedere di portarci pure questo. Ce la fai insieme a questo? A postissimo, a posto, possiamo andare. Allora, come vedete di scendere un pochino più di qua. Senza che andiamo eccessivamente carichi, poi questi in giro ce li prendiamo dopo. Mo che ci svuotiamo del tutto, facciamo un bel giretto qua e ci prendiamo tutti sti cosi. Allora, un po' di carica, buono. Ok, no, aglia. Allora, consegna e fai tutte le consegne qua. Come to visit us again? Welcome.
Ok, ottimo. Picked this up while you were out and about, huh? That Allora, piccolo bonus già preso, ottimo. I've got some data I'd like to share with you. Granata di sangue livello 2. Ottimo, già ne valsa la pena tornare indietro qua. Ok. La versione migliorata della granata di sangue viene utilizzata con un composto aromatico più potente della versione precedente. Ottimo, ottimo. Così ci possiamo We've potenziare reserved un more po' di materials più. for you to use. Go ahead. Your current order grade. Ok. Finestra temporale che mi piace esteso un altro. This schematic is for an enhanced version of the blood grenade. Your contributions to our work here were the key in making this new weapon a reality. Hopefully we can give you other tools to better combat the threats you'll be facing in the future. But to do that, we're gonna need your continued support too. Order completed. Well done. Ottimo. Allora. Tu che cosa hai? Tu ne hai un bel po'. Là già dobbiamo andare. Per la missioncina action dopo la veniamo a fare. Bocca e artista, ok. Allora ci conviene fare la serie TV classica, il Corriere Errante e il Ratto Nero. Inizia a prendere tutto e vediamo. Sì, sono piccole cose. E questo lo carichiamo qua. Poi il bocca è per strada su 3 oggetti M, quindi ok. Ah, le metto tutte insieme. Ok, scusate, errore mio. Allora, è l'artista ci conviene farla dopo. A questo punto li seleziono questi, li metto tutte e sei qua nello zaino. Non ci serve niente, che è solo consegna. Order accepted. Thank you. Allora, se ne facciamo ordine. Ok. Allora, possiamo andare. Sempre il dubbio del microfono. Allora, vediamo un attimino la situazione qua. Sam? Ok. Allora, non qui. E questi ce li andiamo a fare dopo in fase di missione. Ci dobbiamo fare pure questa qua. E questi invece è dall'altro lato del mondo e poi ce ne occupiamo. Ok, allora noi a sto punto ci facciamo da qua. Andiamo sopra. Andiamo belli spavaldi. Andiamo di qua. Fiume che straripa dei cacazzi. Andiamo di qua. Andiamo di qua e via come due anguille. E ci completiamo le consegne. Allora, no, però se prendiamo la roccia c'è un problema. Se lo possiamo prendere al ritorno. Aglia.
Brutta cosa, bruttissima cosa, brutto salto, brutto davvero. Esagerato un pochino, madonna mia. Ci abbiamo un cazzo, giustamente. Ma ho usato troppo. Troppo. Allora, prendiamo meno punti, ma... Vedete com'è la situazione. Si sono rotti un pochino gli oggetti dentro, dobbiamo rifare le missioni, ma va bene, comunque prendiamo punti. Questo l'importante è non correre, soprattutto se c'è il Death Stranding sempre in atto. Allora, grazie sempre per il ponte. Ecco Erbocca, però lui sta in alto, quindi devo andare prima di qua. Ok, scusa, abbiamo un po' gli articoli rotti. Cazzo di salto assurdo ho fatto. Allora, consegna e registra. Uno è arrivato sano. Ci discusi per il disguido. Devo correre un pochettino meno col motomezzo, ok. Oh, there you are. Good to see you. Sit tight while I check the orders. Fratello, scusaci, botta grossa. Ok, è stato gentile. Ok. 30% un po' tanto. Però un nuovo livello, almeno un potenziamento lo prendiamo. Toppa corriere. Ok. Ok. I'm increasing the amount of materials you can use here. Take what you need. Now displaying your current porter grade. Un po' di punticini. There you Abbiamo go. presi. Porter patch. Speaking of porters, I think you'll agree that strands are a porter's best friend. And not just for tying cargo down either. They've got lots of other uses. Like the man who delivers, I've been experimenting with all kinds of potential applications in my spare time. No better tool for securing your cargo. I'm sure you carry one too. As you probably know, they're also used as unique identifiers for porters, as well as for tying stuff to your backpack and stabilizing heavy loads on floating carriers. The man who delivers speriamo che ci danno presto gli overcarry, così aumentiamo il carico. Ok, a posto, grazie mille. Allora, tu che ordini c'hai? Carico delicato, e noi dobbiamo andare là e ci andiamo piano piano. Qualcosa da riportare indietro e ce lo possiamo prendere dopo, e qualcosa per l'artista e ce lo possiamo prendere dopo. Allora, al momento iniziamo a prendere questo. Il percorso già ce l'abbiamo. Metti sulla tuta, però... no, metti sul braccio, che è meglio. Ah, vediamo se c'è pure qualche carico aspetta da consegnare. L'artista... no, ce lo possiamo prendere dopo ripassando di qua. Ok, allora. Allora, Sam, con calma, con tranquillità. Pacco fragile, se prendiamo botta si scassa subito. Fatemi ringraziare la signora Paperella, la ludopapera. No, almeno così possiamo partire con la batteria un pochino più carica. Lo sempre piano.
piano pianino. Ok. Adesso puoi andare un po' di turbo. Visibilità è buona. Vai. Villa Libre. Prima c'è il passaggio grosso prima dall'altro lato, prima di poter tornare indietro. E c'è anche l'altro lato della mappa. Allora, per voi c'è un bel po'. Voi avete un bel po' di roba. Solo che saranno un'altra, però vabbè. Poi le ripetiamo un attimo, ce le togliamo davanti. Thank you. Been looking forward to this. Ok, a posto. Questa qua è andata bene. Questa è andata da B. Questa è andata da B, va bene, questi sono i pacchi rotti. Però sono comunque bei punti. Altro livello fatto. Pistola mitragliatrice SL, una variante silenziata. Oh, pistole silenziate, ok. Ok, così quando dobbiamo andare ad assaltare gli accampamenti la possiamo fare un pochino stealth per bene, ok. Assolutamente sì. This version of the machine pistol has been modified to make it silent. It's the ideal sidearm if you need to conduct covert operations. I'm sure you'll be able to make the most of it. We've got a lot riding on you and your network after all. Order completed. Allora, cosa c'hai tu qui? Recupera i farmaci e questa te la andiamo a fare un attimo. Poi c'è i banditi e la andiamo a fare, così puliamo il tutto. E poi a Villa Libre. Noi possiamo fare tutte e due insieme. Possiamo fare tutte e due insieme. Recuperiamo i farmaci. Neutralizziamo i banditi, tanto siamo armati. Facciamo fuori prima i banditi. Ci prendiamo tutto, prendiamo qualcosa qua e poi torniamo indietro. Ok. Allora. Facciamo, visto che mo non abbiamo assolutamente niente addosso, facciamo una di questa per provarla e vedere un attimino. Fucile d'assalto, anzi 2, e ci togliamo tutto da mezzo. E granata di sangue livello 2, non dovremmo avere zone, però mo passiamo nell'altra zona per sicurezza 2, mettiamocele. Ok. Ok, allora abbiamo 170 punti e a sto punto no, fermo. Ok, per le cadute di sicurezza, assistente automatico dell'esoscheletro. Faccio sto cazzo di corsa, ma proprio immediatamente. Più contratti strand.
Sì, va bene così. Ma allora, parti. Order accepted. Thank you. Allora, usciamo un attimo da qua. Qui è dove dobbiamo recuperare i medicinali e di qua è dove dobbiamo fare un attimo qua. Ok, facciamo così. Ho fatto già il piano mentale. Andiamo qua, ci fermiamo. Andiamo a piedi a far fuori i soldati. Andiamo qua. E torniamo qua. Ok, noi dobbiamo andare di là. Altri oggetti che poi possiamo recuperare dopo un attimo in giro. Ok, noi siamo. Oh, ce n'è uno. Aspetta. No, Sam, di qua è pericoloso, scendi. Vai giù. No, mi ha visto quanti cazzo ne siete? Pensavo eravate di meno. Aspetta. Merda, già starata malissimo. No, peggio di quanto pestassi. Pensavo fosse più facile. Get to safety, Sam. You could pass out at any moment. No, ho usato troppo. No. Abbiamo mezza possibilità. No, che mezza possibilità, un Kaizen ci abbiamo. No, Lu. No, privo di coscienza. Mo si prendono soltanto tutto. Ok, non siamo morti, ok. Ci devo venire bello carico, va bene. Dove ci risvegliamo adesso? Ok, signori muli, ce la giochiamo un attimino per bene. Ok. Trouble nearby. No, non ti preoccupare. Sam, andiamo tranquilli. C'è anche un bel po' di cose.
Ok, ma adesso ci dobbiamo un attimino armare. Allora, questi ce li prendiamo dopo. Una di questa. Qua dopo ci facciamo un bel po' di risorse facendo avanti e indietro. Ok. Ce ne stanno due lì sopra. Quello l'obiettivo qui è comunque sì, base di banditi, quindi devo farli fuori tutti, almeno sto dirli per un po'. Mancato. Due lì sopra. Venite un po', venite un po'. Oh, dove vai? Dove vai tu? Un altro. Non fa, non fa. Un altro. Ok. Puttano! Sam, caccia l'arma! Allora, Sam. Sam, non siamo messi tanto bene, però va bene così. Ok, un altro. E lo vedi qua. No, questi qua non ce li togliamo da mezzo. Perché questi che rompono i coglioni. Non riesco a prendere la mira. Ok, no, me la sono giocata malissimo. Ai ai ai. Allora. Neutralizzi i nemici senza ucciderli. Ehi. Ehi. E laggiù. Oh no, problema. Eccolo là, eccolo là. Ok, che altro c'è? No, credo che l'abbiamo risolta. Aspetta, sì, fatta.
sembra di aver visto un ok. Ecco, qui dice fatto. Vabbè, quindi ora andiamo a consegnare, però nel frattempo ci prendiamo un po' di tutto. Allora, un attimino che ci possiamo prendere. Niente. Che succede adesso? Oh, ce n'era ancora uno. Anzi, più di uno. No, vai giù. Ok, quanti altri ce ne sono? Quindi sulle montagne dall'altro lato. Allora, intanto di qua... No, Sam, non sei l'uomo ragno, scendi. Se qua li iniziamo a prendere. Questi ce li portiamo un attimo dietro, così non dobbiamo tornare qua. Qua c'è da fare un po' avanti e indietro. Ok, allora. Allora, penso che questa sia terminata. Piano piano. Andiamolo. Tutto a posto? Ok. Sei un pochino spaventato e ci sta. Allora, che è successo? No, sai, ma aspetta, dobbiamo solo arrivare alla moto, è fatta. È fatto. Dai che dopo ci andiamo a riposare. Dovrebbe essere di qua. Vediamo pure se c'è qualcun altro. Se si riesce a scendere, sì. Oh, magari sta portando il fiume. Quindi gli altri stanno qui. Ok, ce ne manca uno.
sta nell'accampamento allora. Neanche che lo trova con lo scanner. No. Adesso sarebbe da vedere se ci posso portare i pacchi con questo. No, noi li abbiamo presi tutti da qua, quindi ce n'è un altro da qualche altra parte. No. Ce ne sta nella zona qua. E qua c'è solo una cassa. Sto spammando lo scanner in tutta la zona ma non mi appaiono. Devo seguire il flusso dell'acqua, magari qualcuno è andato a finire in acqua e sta ancora girando. Oh, c'è ancora qualcuno. Guardalo dove... Ok, adesso questa è stata completata. Ok. Io cercavo lui e lui cercava me. Ok. Ci siamo trovati. Allora, missione finalmente completata. Ah no. Che cazzo, sono andato pianissimo. Ridi, ridi. Oh, aspetta, farmaci. Eccolo qua, trovato. Trovato. Well done, Sam. That's the last of the cargo. Let's head to our destination and make the delivery. Quindi questi ce li andiamo a rimettere di là e noi ci facciamo tutta la strada delle quest a Villa Libre. Ok. Sam che si fa il riposino, dai. Facciamo toccatina, così li consegniamo anche meglio. Ok. Pino silvestre. Ok. Tutto un po', grazie mille. No, aspetta. Siamo educati e gentili. Thanks for the help. This one's for you. Ok, thank you very grazie. Allora, perdonatemi un attimo. Bei tempi quelli in cui, invece di studiare per la scuola, potevo...
Allora, perdonatemi. Dai, Sam è fatta. Facciamo questo e facciamo riposino. Io mi fumo sigaretta, aspettiamo Gianmarco e vediamo un attimino cosa fare per stasera. Intanto tu prenditi tutta sta roba. Dai, sono arrivati anche bene. I wasn't expecting any visitors in this kind of weather. Hope you managed to C'è avoid un the tempo worst of it. buono fuori, eh. Ok, ottimo. You must be one hell of a porter to deliver our stuff in such fine condition. Quello giustamente ha preso un pochino di danni, però sono 1421 punti. Cazzarola, va bene, va bene. Riduce le traiettorie dei proiettili consentendo di evitarli facilmente. Questo è buono. What's up? Your battery's running low or something? If you like, I can charge them for you here. Grazie. Must have been rough having to deal with this weather. I would have struggled to stay on my feet. Vabbè, But se me don't lo let it facciamo discourage comunque you from riposare. visiting us again, huh? Allora, prendiamoci solo gli ordini. Villa Libre, ci dobbiamo fare di là. Ok, ci andiamo prima a riposare così non facciamo andare avanti il timer a vuoto. No, dai, dormi fino al mattino. Facciamo bella dormita. Allora, Sam. Tutto a posto. Dolmen ci vuole di Feeling well qualcosa. rested after some quality shut-eye? Why don't you try freshening up with a shower? Oh, datemi un attimo e torno.
Ok, allora, eccoci qua. Ci siamo. The brigands object to virtually all forms of change, which begs the question of how they managed to get their hands on that disruptor device, or Qualcuno chiral gli ha dato jammer, qualcosa. doesn't it? Allora, Sam, is that Horizon Dreamer I spy in your music collection? That's one of Daiichi Miura's best songs. I'd love to hear it again, to listen and remember my family. ok, dobbiamo provare a Apparently, you can metterla. create your own custom playlist for the music player. If you have any recommendations, I'm all ears, Sam. Apropos of nothing, when the first APAC expedition came to Australia, the brigands saw them as invaders and rejected their overtures. They were unwilling to embrace the change that the chiral network could bring to their world. While their motives differ, I'm reminded of the Luddite movement and their violent opposition to new technologies. Brigands seem committed to not killing their enemies, at least. If only they had channeled their energies into a constructive dialogue with us. I don't really have anything else to say right Ok, now. nel dubbio ti dimentichi sempre qualcosina. Sam, fai una douche. Ok, riusciamo a farci l'ultimo viaggetto e poi switchiamo. Andiamo a Villa Libre e poi domani penso che riesco a fare pure un pochino di più in live, quindi ci organizziamo per bene. Allora, no, poi vedi, già avevo premuto. Allora, Departing facility. allora, aggiustiamoci un attimo la situazione e tutto. Allora, questo sì, questo lo mettiamo nell'armadietto privato e poi controlliamo, vediamo se qualcuno ha delle consegne per Villa Libre. Ok, ok, no, solo questi due qua. Ok, metti nello zaino. Allora, sono 3 oggetti M, consegni gli oggetti del festival a Villa Libre. Ok, dopo ci facciamo il percorso. Vai Sam. Order accepted. Thank you. Ok, tutto carico, tutto pronto, via. Allora, a sto punto, per Villa Libre, non me ne andare per di qua, non me ne andare di qua, stando attenti al fiume, non me ne andare di qua, poi andiamo comunque a braccio, vediamo qua se c'è qualcosa, magari qualcuno ha lasciato qualche pacco. Questo conveniva salire da qua, qui c'era la stradina meglio. Facciamo consegni e prendiamo tutti i pacchi nel frattempo. Ok. Allora, vediamo un po'. Villa Libre, pure piccolino. Vieni qua. Allora, al ritorno possiamo prenderci quello per il C1.
risparmiamo un po' di batteria per sicurezza. Un altro ed è pure un S. Va bene. Paperella, Ludens si mette sempre mi piace. No, no, ehi, piano, piano, non fare danni. Ok. Allora, andiamo sulla strada. Ci c'è il microfono per bene. Ok. Ah sì, vi portiamo anche un po' di cristalli, che male non fanno. Sam, non rompere niente. Bravo Sam. In mano. Ok. Dobbiamo andare per di qua. Allora, c'è qualcosa lì. Anzi, se che facciamo? Abbiamo i 50 di metalli qui. Iniziamo a farla crescere per chiunque l'abbia messa. Norberto Puente. This one's for you. Vediamo dentro se c'è qualcosa. Va bene. Ce lo prendiamo in carica noi e va bene così. Comunque era di là. Dobbiamo arrivare di là. Ok. Sta andando bene, ne stiamo prendendo un bel po'. Lei sembra. Ho messo anche bene con la batteria. Un po' per sicurezza, che non ne abbiamo presi proprio di questi qua. I criptobionti si salvano, i criptobionti so salvezza. Allora andiamo a girare immediatamente di qua e passare di fronte. Vai. Oh, una bella stazione di ricarica. This one's for you. Salve a tutti, salve a tutti, salve. Salve. Aspetti un attimo signorina.
Ok, vediamo un po' se possiamo fare qualcosa a qualcuno e mandarglielo. Allora, intanto tu ti prendi tutto sto po' di roba e ci facciamo un sacco di punti. Già questa è cosa buona e giusta. Thank you for coming. We really appreciate the help. Signora madre. Ok, ottimo. Perfecta. It's rare to see cargo in such amazing condition. I will never know how you managed to track this down. Tanti points. Ok, ottimo. Talented porter like yourself Pasta ad will alta appreciate tensione this, no? personalizzata. I'll send you the Ottimo. necessary data. Give it a Possibile try. caricare gli attacchi per arrecare danni maggiori. Very good. We have allocated more resources. Ok. Abbiamo reso anche dei punti social. Riduce il consumo di batteria dei veicoli. Ah, e tu adesso aspetta un attimo. This is the schematic for a custom high voltage rod. You can charge it before delivering an attack, significantly increasing the damage inflicted. It's a bit more Ok. suited to experienced fighters. But I bet a guy like you will get the hang of it in no time. Let me know what you think later. Allora, tu qui che ordini hai invece? Carico delicato AC1, carico delicato. Minchia, l'ex laboratorio, questo è lunga proprio da tornare dietro. E all'artista, ok. Dobbiamo prendere tutti e tre. E dobbiamo tornare indietro. Allora. Questo mettiamo nello zaino e lo zaino carichiamo per bene. Non dovremmo avere problemi fino a qui. No, aspetta, parti. Vediamo se qualcuno ha lasciato qualcosa per le zone precedenti. Dobbiamo cercare di non rompere niente. Ok. Allora, vediamo voi qua fuori che cosa volete. Provvisti attrezzi, abbigliamento da corpo, attrezzi, abbigliamento da campo. Allora, facciamo dei pacchettini premio. Facciamo, se ce la facciamo con le risorse qui, 2 CP e 2 esoscheletri da battaglia. Nello zaino. You really are the... 1 e 2. Scarica. Stop. Vai. Magari così diamo una mano a qualcuno. Ecco qua. Allora, noi mo dobbiamo soltanto tornare indietro e se ci riusciamo a prendere qualcosa. Però ci sei tu, ti chiami Enzo, aspetta un attimo. Enzo LS, aspetta un attimo. Enzo LS, aspetta un attimo. Aspetta. Ora, non per fare favoritismi, però mi stavo dimenticando di te. Ti chiami Enzo. Aspetta un attimo. Allora, te facciamo uno di questi. Scarponcino da tracking. Esoscheletro da battaglia. Sì. Fucile d'assalto. Sì. Forse siamo troppo oltre. No, dobbiamo togliere questo qua.
Questo riusciamo a farglielo. Una bombetta di sangue. No. Fucile a pompa leggero che pure abbiamo sbloccato. Fucile lenza? No. Ok, allora. 4 cose. Metti nello zaino. Allora. Signor Enzo. Signor Enzo, allora. 2, 3 e 4. Scarica. Salve Chester. Salve Chester, è arrivato al momento giusto. Io sono il migliore. Vabbè. Comunque, io qui sto consegnando pacchi e sto sbloccando milioni di cose. Sono uscito dalla base, ho dato un po' di oggetti in giro alle persone. Me ne stavo andando, ho trovato questo giocatore. Guarda come si chiama. Come si chiama, scusami? No, non so chi sia. Oggi una sedia. No, quello vi siete dati Assurdo. appuntamento. Adesso è arrivato Gianmarco. Una sedia. Quindi ho fatto dei pacchettini regalo alle persone in giro su internet. Allora voglio completare a questo punto solo il primo tratto di strada. Ah, mi ha dato delle cose in cambio. Fucile d'assalto. Le granate di sangue non se le prese, va bene. Allora facciamo solo la strada per tornare almeno al primo checkpoint. Dottor Quello, tutto bene? Come stai? Come mai hai iniziato così presto? Perché Enzo voleva giocare a Death Stranding? Al lavoro è andata bene, le cose sono andate tranquille, mi sono liberato, mi sono messo dalle 8:30, 9 meno 10 e ci ho dato dentro. Così. E domani, se va bene, un'altra cosa di lavoro, posso darci ancora più dentro, Gianmarco. Yeah. Allora, qui la strada è un po' una merda. Se ne andiamo di qua, ci andiamo un po' di qua e passiamo tutta la zona di qua dove siamo andati prima, ce ne possiamo tornare liberamente qua. Come al solito quello. Ma sei in vacanza, ma che te ne fotti? Goditela, Mamma mia. approfittane. Qui. Quindi oggi 6 ore, ho capito bene? No, oggi fino all'1. Allora, io ho iniziato alle 9 meno 10. Facciamo 9. 9, ok. 3 ore e 40 quello. Una 3 ore e 40. Se non ti sta bene, su. E domani, se vanno bene alcune cose di lavoro, mi metto dalle 4 del pomeriggio. Domani potresti avere una circa 6 ore. Un po' di sera dopo cena, forse riesco a giocare un pochino di più, a fare un pochino di più in live. Forse. Rodol? Brodolo, già ma. La gente brodolo oggi a riposo. Ok. A riposo, la gente brodolo oggi troppo birichino. Potrei. Guarda, ho cancellato tutto quello che mi hai detto. No, c'è stato. Oh, ho buttato un parco No, sotto. oggi che devo fare? No, è per Villa Libre, aspetta, possiamo Villa fare Libre. così. Villa Libre, la zona dove stavamo prima. Li togliamo dalla strada e li portiamo al centro di distribuzione, almeno comunque qualcuno li potrebbe consegnare e noi ci danno dei punti. Corso un attimino troppo in una zona prima, Gianmarco. Hai fatto il frunzo. Oh no, no, che cos'è qua? Ma perché ci sono qua sti cosi? Questi sono degli esserini che rompono solo i coglioni. Bruno, perché hai messo il palo qua in mezzo? Guarda quanto cazzo ne sono. Questi si portano pure i pacchetti. Allora. Asbergrante. No, rotture di coglioni. Ok, sono passato giusto. Allora, ragazzi, non rompete i coglioni. Ecco, non li posso manco buttare sotto. Mi stanno attaccando. Madonna mia, per dove sto andando? Quei cosini dietro? No, non mi stanno cacando in nessun modo. Meglio così. Allora, qui c'è un bel laghetto con un bel po' di Piralium.
Scendi piano piano. Vabbè, cristalli chirali va bene lo stesso. Quindi tutto, sì, vai Sam, vai. C'ho ancora paura di ste pozzanghere, penso possa uscire qualcosa da dentro. Fai le penne col piaggio. Eccolo qua, guardalo. Aglia. C'ho il carico di... Quello per farti vedere l'impennata, ho danneggiato i pacchi. C'avevo i pacchi quelli là un pochettino fragili. Ok, si è fatto un 1% di danno. Ok, tutto a posto. Quello come arrivi tu, succedono i guai. Non è normale sta cosa, Ok, sempre diritto di qua adesso. Ok. Allora, dobbiamo andare pianissimo. Pianissimo. Pianissimo su strade solide, perché sennò c'è un problema. Allora. Sì, tutte scuse. No, quello, veramente. Sei arrivato tu, bordello. Sarà un caso? Allora, devo capire mo per dove mi conviene un attimino muovermi. Allora, aspetta, eccolo qua, di qua. Eccolo qua, ok. Sono riuscito a scendere. Agio attraversato. Batteria ce l'abbiamo ancora, quindi vai di velocità. Quello va preso assolutamente perché è dove dobbiamo andare adesso, quindi su punti. Lu si sta divertendo. Bravo Lu. Aspetta, piano Sam, c'è il precipizio sotto. Se acceleri troppo. Ok, a posto. Noi dobbiamo andare là. C'è qualcos'altro nelle vicinanze? No, ok. Cripto bionti. Ce n'è un altro là. Ce n'è un altro là e anche questo va preso. Telecamera di sicurezza di ultima generazione. Anche perché Gianmarco stasera penso che sia uscita durante la settimana la seconda puntata di Dandadan. Quindi a questo punto poi te la butto così per dirti come è iniziata la giornata e rimanere in tema. Ho letto l'ultimo volume di One Piece. C'era un personaggio di cui si parlava da circa l'inizio del manga, uno dei pirati più forti che non si era mai visto. Pierluigi. Buonasera Pierluigi. Ciao, bello. Non si è mai visto, però non si è mai saputo niente. Ultimo volume del manga. Ecco, mi sono qui finalmente, mi puoi vedere, puoi sapere come sono fatto. Dopo tanti anni c'era solo il nome Gianmarco e l'ombra. L'ombra che non ti faceva capire com'era visivamente il personaggio. Adesso finalmente si è visto. Aspetta, non ricordo il nome corretto e non vorrei fare figure di merda. È il capo dei pirati della ciurma di Xabrax. È il nome, non vorrei sbagliarlo in live. Però se ne sta parlando da anni, non si era mai visto. Stamattina si è presentato, salve sono io. Vabbè, dopo tanti anni. Sembrava anche il momento giusto per un attimo farsi vedere. Invece mi sono visto in stream, non a pagamento, la serie di The Last Dance. Non sapevo manco che ci fosse la serie di The Last Dance. Il film sì, lo conosco. Allora, vediamo che ci dai. Così stacchiamo, do gli ultimi aggiornamenti a Gianmarco. Vediamo un attimino. Ci vediamo la puntata. E poi mettiamo un po' di The Alters perché dobbiamo affrontare il viaggio. Mi è rimasto qua, devo capire che succede quando cambiamo zona. Allora, livello nuovo, quindi altro potenziamento, ottimo, ottimo. Pistola di grosso calibro. Gli avamposti si stanno iniziando già nella prima zona, che era la zona facile, a fare belli impegnativi. Ho fatto un fight prima, mi hanno un attimino shottato. Però adesso ho armi più potenti. Altri aggiornamenti, ok.
So we'll up the amount Ok, of altre risorse massime da loro, quindi ci possiamo muovere meglio. Ah, The Last Dance, l'ultima stagione di Michael J. Io pensavo il film quello sul This ballo, is what people ok. call a big bore handgun. Even a Mi single sembrava shot can strano inflict che un devastating essere damage, so I highly cavernicolo e recommend scurrile using come it te against apprezzasse il heavily armed ballo. Ho detto, enemies. vabbè, wow, che But since bello, it's a quello incapable piace il of full ballo. auto No, fire, invece No, giustamente ma pure... per Luigi, consider a non è different quello weapon che lo when the sta Ah, knife strikes scusami, against you. scusami per Gli hai lui. dato It's del all about choosing the cavernicolo. right tool for the right Pensavo che era quello situation. e volevo sfotterlo And un I po'. know a man like you No, is per Luigi more è than tranquillo. capable of doing that. I look forward to the Permetti, next esempio. time we meet. Oh, è l'effetto di lavorare dalle 8 di mattina e alle 8 all'improvviso sembrava che la giornata fosse andata di merda. Già ma sono entrate 2 o 3 cose, diventata giornata ottima. Farughi? Farughissimi. Muffa. Allora, voglio soltanto posare i pacchi e affidare i carichi. Allora, il bocca lo portiamo noi. Questo lo portiamo noi che è di missione. Questo anche. Villa Libre. Il bocca lo portiamo noi. Villa Libre e il bocca. Ok. Fidiamo questi due. Almeno li facciamo da a qualcun altro. Allora. Campo logistico C1 ci dobbiamo andare. Il bocca ci dobbiamo andare. L'artista ci dobbiamo andare. Quindi portiamo tutto questo. Poi ci sono le altre missioni. Dobbiamo consegnare questo al bocca. Già ci siamo, quindi prendiamo pure questi qua. Disponi carico. Fermo Sam. 40 punti e ci sono quelli sbloccati adesso. Indicatore di proiettili e potenziamento efficacia a batteria per i veicoli, solo che servono 80 punti. No, è proprio stanchezza di lavoro, sto lavorando tutti i giorni, ragazzi, non ce la faccio più. Però finalmente ci sta manco i soldi per comprare niente, ragazzi, se non si lavora non si fanno i soldi. Un po' di sacrificio adesso e poi vediamo, forse in futuro le cose andranno meglio. Forse domani, se va in un certo modo, vi riesco a dire pure con precisione quando vi possiamo dire qualcosa di concreto nel magazzino. Abbiamo pulito il magazzino, abbiamo tolto tutta la polvere, stiamo iniziando a mettere le cose sugli scaffali. Sì. Le cose sugli scaffali belle, pulite e sistemate. Momento giusto, apriamo la porta e entrate tutti tranquillamente. Abbiamo messo anche il cartello all'ingresso, io quello posso entrare, quindi può entrare pure quello Vabbè, però tranquillamente. così mi sembra eccessivo, Lui così. entra, fa, se vuole prendere Così è qualcosa, veramente se va a eccessivo, vedere, però. Ah, sì. va a trovare i difetti e mi prende in giro, va, quello, fai quello che vuoi, puoi entrare tranquillamente anche tu. Abbiamo fatto un sito a prova di quello. Cioè, proprio... Sembra un po' eccessivo, povero quello. Quello è felice. Che Quello è cosa? felice. Ma cosa dite? Pazzi ragazzi a forma di razzi. Allora, il carico è pronto, qui è tutto pronto. Allora, ce ne andiamo nella stanzetta privata così facciamo dormire un pochino sempre che ho fatto un bel po' di giri, sono riuscito a fare solo una sequenza, però ho sbloccato 1, 2, 3, 4, 5, 6 potenziamenti pesanti, anche belli grossi. Un altro paio di viaggi, ci completiamo sta zona così non ci dobbiamo tornare più. Allora, dormi fino al mattino. Anche se mo tornando indietro poi porto per fare la storia e portarla avanti. La cosa importante è che riesco a capire, non mi sembra si possa fare al momento nel gioco, dal nostro sottomarino intergalattico interspaziale tramite Strand, se ci possiamo teletrasportare dall'Australia al Messico qui più facilmente senza andare per il portale, riusciamo a farcela più velocemente. Allora, io salvo. Grazie. Pure Sam ha ringraziato. Grazie Sam, gentilissimo come sempre. Allora ragazzi, io stacco e riprogrammo un attimo i titoli e aggiorno un attimo Gianmarco. Credo che sia uscita la puntata di Dandadan, quindi giusto il tempo che settiamo il tutto e mettiamo quella. E poi continuiamo di Alters. Dateci al massimo 5-10 minuti, non di più.
Comunque d'accordo che è un gioco, ma il sistema di trasporto è poco efficiente, non sarebbe stato meglio creare un mini container? Ci sono i mezzi proprio adatti per caricare tanti pacchi, Pierluigi. Sono ancora all'inizio del gioco. Ci sono. Ci sono. Ok, quello, ci vediamo dopo. Pierluigi, sono ancora all'inizio e che questo me lo sto godendo proprio con calma, un pochino alla volta quando c'ho tempo. Ma nel primo si sbloccavano i primi mezzi, motorette e quant'altro, più avanti si sbloccano mezzi proprio per fare furgoncino di Amazon per le consegne. Si carica quello, si fanno le autostrade, ci si carica un bel po'. Ragazzi, massimo 10 minuti e torniamo. A Yeah. dopo.